Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Eccoci, bentornati a Liberamente. E infine, a un giorno dal voto, abbiamo la confessione. Siamo in presenza di una confessione politica. L'autore della confessione è il ministro degli esteri, attivo e molto abile tatticamente leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Che, attenzione, non è rilevante solo la confessione, ma anche a chi la rilascia, ovvero a Repubblica, quindi sapendo, come dire, esattamente la linea politico-editoriale del suo interlocutore. E la confessione è tutta nel titolo dell'articolo di Repubblica di oggi dedicato alla chiusura di campagna di Forza Italia. Tajani avverte gli alleati, un governo europeo va fatto, se serve con i socialisti. Quindi Tajani dichiara finalmente quello che aveva archiviato fino a ieri più che altro come un gossip elettorale dei suoi concorrenti interni, cioè che è pronto a governare coi socialisti, come d'altronde i popolari hanno fatto come dire, negli ultimi lustri. Lo dice a Repubblica, quindi Tajani, come dire, alza la mano e dice all'establishment: guardate che sono qui. Siamo sempre noi, siamo sempre i popolari disponibili al compromesso con i socialisti, e si deduce anche dalla spiegazione che dà. Io gliel'ho spiegato come funziona a Bruxelles. Non si può ritornare a votare un governo europeo, bisogna comunque farlo. Questo è indubbiamente vero. Magari se a un giorno dal voto si spingesse sulla possibilità di fare finalmente un governo di centrodestra, no? Come dire, si calcasse la mano su questo messaggio e non sul fatto che sono già apparecchiati inciuci storici, sarebbe meglio. Comunque, insomma, fino a qui dice un'ovvietà. E poi sostanzialmente dice: 5 anni fa sono stato io a chiamare Salvini e dirgli non può essere il socialista Timmermans il presidente della commissione. Lui ha chiamato Conte e poi c'è stato un accordo su Ursula, ma questo è stato possibile facendo una maggioranza con i socialisti, quindi rivendica l'accordo su Ursula von der Leyen. Cosa vuol dire? Vuol dire che rivendica l'agenda, il governo, i punti programmatici di questi 5 anni portati avanti dalla commissione a guida von der Leyen. Quindi dal nostro punto di vista significa che rivendica le eurofollie messe in serie dall'Europa a guida von der Leyen. È tutto nero su bianco su Repubblica, è chiarissimo. Vuol dire che rivendica il green ideologico, l'idea votata infatti ahimè da molti popolari di ripristinare la natura sul continente, quindi di ripristinare le paludi, togliere gli argini, l'idea di imporre l'adeguamento alle case green, di imporre la ristrutturazione delle proprie case a chi ha una casa, diciamo, non ambientalmente corretta, quindi tendenzialmente a chi non ha soldi da spendere per la ristrutturazione stessa, il dogma dell'elettrico, come dire, calato in modo dirigista sul libero mercato dell'automobile nell'esclusivo interesse della Cina. E questo come dire, è nero su bianco, è la confessione politico-culturale di Antonio Tajani, che potrebbe anche essere, come dire, mirata a, diciamo, un interesse di collocazione personale. Noi non solo diciamo potrebbe essere, ma diciamo che sarebbe anche legittimo, perché la politica vive anche di questo. Tajani ha anche un curriculum precedente che lo legittima, no? Avere in mente ambizioni personali, come dire, rispetto a futuri ruoli apicali nelle istituzioni europee. Però questo è. Ecco, qui a Radio Libertà tendiamo a voler credere che le visioni del mondo, le visioni di Europa in gioco contino ancora, però. Cioè che conti ancora qual è la visione del mondo liberale, conservatrice, fin moderata rispetto alle eurofollie dei socialisti. Conterà ancora se ho in mente un'Europa come dire, di burocrazie, di dirigismo e di ideologia istituzionalizzata, o se ho in mente un'Europa che guardi all'economia reale, che valorizzi le diversità del continente, che lasci liberi gli stati
sovrani, diciamo, sulle micromaterie di cui non si deve occupare Bruxelles, che piuttosto potrebbe giocare un ruolo invece magari geopolitico che ora non riesce a giocare, cioè non è irrilevante la visione del mondo e di Europa che c'è in gioco e che non si ritrova molto onestamente in questo racconto, in questa conversazione tra Tajani e il cronista di Repubblica, dove invece Tajani ci tiene a dire: sono pronto a governare con i socialisti. Quindi da un lato mettiamo questo, dall'altro obiettivamente Fratelli d'Italia non ha mai escluso un bis della von der Leyen nel tentativo di giocare un ruolo di raccordo tra l'establishment e il centrodestra, anch'esso legittimo. Rimane il fatto che, dato di cronaca, confessione di Tajani agli atti, l'unico partito che lavora espressamente per un'alternativa nitida in rottura col recente passato di centrodestra è la Lega, e vi consegniamo questo dato di cronaca a un giorno dal voto. Vi ringrazio, ma rimanete con noi perché tra pochissimo c'è la nostra intervista Parlando Liberamente. Veramente.